sono Maurizio Donadi, questo qua è il mio vigneto di Glera, dove produco il Casabelfi col fondo. Il Glera è il vitigno che darà modo a dar Prosecco DOC, siamo in zona San Polo di Piave, per cui DOC Treviso. Il mio vino è Casabelfi col fondo, non dichiaro Prosecco ma dichiaro un Glera IGT. Il trattamento con gli EM lo fai insieme a rame zolfo o a parte da solo? Allora io faccio praticamente, l'idea mia è quella di utilizzare EM e basta, perché comunque apportando microrganismi, una volta che io faccio il trattamento con rame e zolfo, vado comunque a colpire questi microrganismi, vado comunque a selezionare i microrganismi. Io voglio creare casino all'interno del vigneto, voglio creare biodiversità. Più biodiversità abbiamo all'interno del vigneto e sicuramente maggiore è l'effetto che ha contro le malattie della vite. Quindi contro Pronospero Ovidio, visto che ha avuto risultati comunque gli EM? Gli EM non danno risultati immediati sicuramente, però dà modo di ristabilire quell'equilibrio che negli anni abbiamo perso. No? Secondo me con l'utilizzo di concimazioni chimiche, con l'utilizzo di antiparassitari sistemici e insetticidi, abbiamo un po' ammazzato e distrutto un po' tutto quello che era a suo tempo. No? Mi ricordo mio nonno faceva 4 trattamenti, 5 all'anno. Siamo in pianura, ricordo, quindi qua è veramente forte gli attacchi peronosporici, umidità e quant'altro. E adesso con 14, 15, 16 trattamenti all'anno ancora non si riesce a portare a casa l'uva. Vuol dire che abbiamo distrutto gran parte di biodiversità. Me li porto anche in cantina, per cui devo capire anche che microrganismi sono e quali sono quelli utili. E certo che però secondo me la direzione è... Quindi sulle fermentazioni potrebbero dar problemi o hai visto che va tutto bene? Ma io credo sempre comunque che c'è sempre la biodiversità, no? Quindi biodiversità poi è il substrato stesso che seleziona cosa far fermentare. Cioè se io parto con una bella base, con l'uva sana, con l'uva con una certa acidità, con un certo pH, è quel substrato che mi va a selezionare un determinato lievito, un determinato batterio che mi fermenta. No? Per cui è sempre il substrato che seleziona chi far fermentare. Certo che se abbiamo un piatto dove c'è un po' di tutto da mangiare, se siamo in tanti mangiamo tutto, no? Perché a me piace la carne, a te piace il pesce, a lei piace la verdura, per cui mangiamo tutto. Se invece sono da solo, io mangio solo la carne e resta tutto il resto. La differenza sostanziale dei due metodi, il metodo Charmat e questo metodo col fondo. Diciamo che il prosecco, la base, diciamo, di partenza di questi vini. Allora, il metodo Charmat praticamente, se non si hanno macchine che lavorano in pressione, quindi imbottigliamento isobarico, frighi che abbassano la temperatura, serbatoi, autoclavi per cui che mantengono la pressione e tutte queste serie di macchine e attrezzature tecnologiche, non si fa un prosecco. Questo invece col fondo è un vecchio metodo, la vecchia tradizione trevisana, non solo di Valdobbiadene e quindi del Conegliano, ma di tutto il Trevisano, è quella di fare la rifermentazione in bottiglia. Si parte praticamente da un vino con un residuo zuccherino in prima lavorazione, in prima fermentazione, questo si imbottiglia in primavera con la venta della bella stagione e in bottiglia proprio riparte la fermentazione. I lieviti naturali che sono all'interno del vino si risvegliano con la bella stagione, quindi l'innalzamento della temperatura, e iniziano di nuovo a fermentare. Fermentare cosa vuol dire? Trasformare gli zuccheri in CO2 e alcol, e il CO2 è proprio la bolla che si forma all'interno della bottiglia. Allora, questa è una prova che sto portando avanti da qualche anno, praticamente introdurre all'interno della bottiglia, prima dell'avvento della seconda fermentazione, una capsula di EM ceramica. Questa EM ceramica è praticamente un impasto di argilla e proprio microrganismi che praticamente hanno la funzione di inizialmente abbassare il potenziale redox del vino, quindi evitare possibili ossidazioni, e secondariamente trasmettere delle informazioni genetiche dei lieviti o dei batteri che all'interno della capsula all'interno del vino stesso. Allora, io sono partito con i concetti di lavorare in vigneto e di creare un vino che duri nel tempo.
per cui anche le prime degustazioni che facevo e che mi era considerato un vino, una limonata, per me è una soddisfazione, vuol dire che è un vino che ha una sua bella acidità, un suo basso pH, per cui è un vino che potrebbe durare nel tempo. Un vino naturale per me è un vino che innanzitutto nasce in vigneto, nasce dalle uve non trattate chimicamente con prodotti sistemici o prodotti comunque invasivi. Per me un vino naturale è un vino dove ci deve essere molta più controllo, ci deve essere molte più analisi da fare, perché è un vino che deve essere seguito dal suo inizio fino alla fine. Un vino naturale è poi il vino che deve esprimere e dare emozioni.